che dice: 100 lodi, maestro Mario, buon compleanno, grazie per quello che ci hai dato, eh, scritto, coinvolto, condiviso, per il lascito che ci hai dato, di continuare questo percorso con la scuola, ed è per questo che la Biblioteca di Castelfranco, le biblioteche del Polo, l'associazione La Scuola del Fare hanno voluto far partire questo progetto dedicato a Mario Lodi, perché non restasse solo una celebrazione, ma diventasse occasione per ripartire dalla formazione e dal coinvolgimento delle scuole, non solo di Castelfranco, ma di tutto il territorio. Vero Elisa? Esatto, il progetto è proprio un progetto del Polo Bibliotecario di Castelfranco. Noi siamo 13 biblioteche del territorio e facciamo riferimento agli istituti comprensivi appunto dei comuni che fanno parte del Polo, e quest'anno abbiamo sentito proprio l'esigenza di, come dire, riavvicinarci, cioè recuperare il rapporto con la scuola, partendo ovviamente dagli insegnanti, per arrivare poi ai ragazzi. Noi purtroppo è 2 anni che non vediamo bambini e ragazzi in biblioteca, e questo insomma ci ha un po' fatto pensare, e non vediamo l'ora di rivedere le classi, di lavorare con le insegnanti e con i ragazzi. Il progetto è un progetto diviso in 2 parti. La prima parte si svolge appunto a febbraio e comprende questi 2 incontri di formazione, quello di oggi e quello della prossima settimana, sempre giovedì alle 17. Il progetto poi proseguirà a maggio, e non abbiamo ancora un programma definito da presentarvi, però ci saranno comunque dei momenti dedicati allo studio, comunque della conoscenza dei libri e dei progetti di Mario Lodi. Ci saranno dei momenti di lettura, quindi dedicati proprio ai ragazzi delle scuole, e poi vedremo se appunto riusciamo a maggio, o se passare alla fine dell'anno, quindi novembre-dicembre, di fare un così incontro conclusivo, e con l'occasione organizzare delle mostre bibliografiche e anche dei lavori che verranno fatti dai ragazzi, e quindi presentare insomma quello che è il prodotto di questi 2 progetti che presentiamo appunto adesso. E, Dico qualche qualcosa informazione, sì, se vuoi dire tu. aggiuntiva adesso. Allora, l'idea è proprio di coinvolgere gli insegnanti perché poi vadano a scuola, sperimentino e portino ai bambini la proposta che noi facciamo. Le proposte sono due. Una è decisamente dedicata alla scrittura. Abbiamo chiesto a Roberto Pittarello, che ha collaborato con Mario Lodi, e nella sua prima parte di comunicazione racconterà e vi presenterà il maestro Mario Lodi. Il titolo è 100 Mario Lodi, 1922-2022, la scuola della vita. Ehm, Roberto Pittarello ha conosciuto Mario Lodi, ha collaborato per il giornale AIB e per altre iniziative. La seconda parte di questo incontro invece affronterà per intero la proposta che vi facciamo e che Roberto Pittarello vi fa per andare in classe e scrivere, far scrivere i bambini. Che tipo di scrittura? Sentiremo che tipo di scrittura. Il secondo incontro invece, allora, diciamo, tra speranza e pace, il cammino della pace. Abbiamo invitato Luciana Bertina, il microfono, scusate, mi dimentico. Abbiamo invitato Luciana Bertinato, autrice insieme a Emanuela Bussolati e a Roberto Papetti del libro La carovana dei Pacifici, che vi presenterà
un altro percorso da fare insieme ai bambini e ai ragazzi. Perciò vi chiediamo sì la presenza oggi, ma l'impegno domani a mettervi in gioco in classe, a scuola con i bambini, perché vorremmo raccogliere tutto il lavoro che voi fate e valorizzarlo in un momento, come diceva Elisa prima, di mostrare questo lavoro, farlo conoscere e portarlo in una mostra, in un libro, in un giornale. Adesso vedremo come il gruppo risponde a questa nostra proposta e quanti decideranno di partecipare e collaborare. Un dettaglio importante oggi, siccome questa formazione è riconosciuta dalla Scuola del Fare, chi è presente raccolgo la firma di presenza. Voi che siete a distanza, per favore andate nella chat, scrivete il vostro nome e cognome e scrivete presente per avere poi l'attestato di partecipazione. Qualche altro dettaglio tecnico lo troverete poi nel fascicolo che vi ha mandato Elisa, con tutte le indicazioni anche poi per la raccolta della scrittura in questo caso. La Scuola del Fare farà da coordinamento di questo progetto, quindi avrete come riferimento me, ci sentiremo via mail e quando ci sarà bisogno anche ci vedremo in presenza, speriamo, per coordinare il gruppo di lavoro, sia per questo progetto che per il progetto della Carovana dei Pacifici. Elisa, altro? Niente, altre informazioni tecniche. Allora, se qualcuno che ci segue online ha piacere di magari fare qualche domanda poi durante l'incontro a Roberto, scrivete sulla chat di YouTube, dopo noi man mano passiamo le domande. E altra cosa, per chi magari non è presente oggi, magari se voi vi fate così carico di trasmettere questa cosa, l'incontro verrà registrato. Noi ci siamo resi un po' conto di essere arrivate un po' a fine corsa, nel senso di aver anche proposto, diciamo, i progetti un po' in ritardo, ecco, considerato anche gli impegni che voi avete in questo periodo dell'anno. E niente, per chi magari non si è iscritto perché non riusciva a seguire l'incontro oggi e non è venuto perché non riusciva, l'incontro appunto viene registrato e viene lasciato disponibile alla visione per, dicevamo, 2 o 3 giorni, quindi fino a sabato, ok? Fino a sabato. Quindi chi non è riuscito a iscriversi può mandare una mail sempre a ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it e io mando il link e per un paio di giorni ha la possibilità di vedere l'incontro. Questa visione, diciamo, indifferita equivale alla visione in diretta, quindi anche chi vedrà l'incontro domani o dopodomani avrà comunque i crediti riconosciuti. Quindi se avete qualche collega che per caso non è riuscito ad iscriversi o non riusciva a partecipare oggi, magari lo avvisate se ha piacere e facciamo così, ecco. Altre cose. Ultima cosa, tutta questa formazione, scusate, è riservata agli istituti comprensivi che fanno parte del territorio del polo bibliotecario, quindi sono 9 istituti comprensivi. Passate parola, ecco, tra i colleghi, in modo che facciamo un bel gruppo di lavoro. Adesso direi, diamo la parola, facciamo entrare Roberto Pittarello e cominciamo. Buon lavoro, grazie. Quello che possiamo fare è un ricordo molto veloce di un autore, pedagogista, maestro, che ha avuto una vita molto lunga, un'esperienza di lavoro
continuativa e interessante, oltretutto stabile nella sua zona di residenza, per cui di grande conoscenza e di grande partecipazione all'evento vita dei suoi allievi. Ricordare una persona come Lodi oggi, 100 anni dalla nascita, potrebbe anche sembrare a qualcuno di ricordare qualcosa che è passato nella memoria e adesso cerchiamo di attualizzare. Può darsi che sia il contrario, che dobbiamo attualizzare noi stessi dentro a questa memoria e di fare dunque uno sforzo per vedere se qualcosa di questo messaggio profondissimo e relazionale che è dentro tutta l'impresa operativa del maestro Lodi per caso avesse a che fare qualcosa con la nostra vita di oggi e soprattutto quella dei bambini. Io non posso nel tempo in cui ho a disposizione, poiché vorrei questo tempo dividerlo in due momenti, fare questo primo momento di ricordo della mia conoscenza del maestro, per cui delle cose che magari non leggete nell'Espresso o non sentite alla radio, eccetera, perché pure qualche movimento, insomma, anche se la scuola ha sempre le sue difficoltà a battere il colpo, sta avvenendo ed è avvenuto anche già nei giorni precedenti. Io lo posso fare in maniera stringata e ho scelto di farlo nella maniera più diretta attraverso le cose che mi prendono di più, che hanno una relazione anche con la mia vita di lavoro e con quello che ha influenzato poi questo lavoro per quello che posso dirvi. So e sono convinto che chi è in presenza e chi si è collegato sia un gruppo molto speciale su questa forma di memoria, ecco, del lavoro, su questa forma di partecipazione, perché in mezzo, tra le cose che facciamo noi, insomma, come adulti, ci stanno questi bambini che ci stanno davanti e che vediamo, sui quali cadono delle esperienze, cadono degli stimoli, non sappiamo bene delle volte se sono quelli che loro si aspettano o se vorrebbero averne degli altri, cerchiamo che la cosa sia aggiustata al meglio. Io partirei dal giornale A&B. A&B poi è diventato anche un libro, non è la raccolta ovviamente degli A&B, sono dei saggi, ma l'idea di fare un giornale con i bambini è un'idea antica che ha il maestro, perché il maestro pubblica per Einaudi, dopo Il Paese Sbagliato del 1970, questo libro corposo in caratteri piccolissimi che sempre facciamo dicendo se il libro deve essere piccolo, se no diventa una Bibbia, eccetera, il carattere bisogna diminuirlo, quelli che lo leggeranno siamo certi che sono quelli interessati, per cui possiamo pure diminuire il corpo dei caratteri, sono quelli interessati. Per me è un libro rivoluzionario questo. Io nel 70 cominciavo a fare il maestro, è uscito questo libro Il Paese Sbagliato, sembrava che dopo l'uscita di questo libro, che pure è arrivato per vie le più diverse a livello nazionale di conoscenza, sembrava che la scuola di prima non dovesse esistere più. Questo sembrava ma non era. La scuola invece che esisteva è esistita, la cosa è andata avanti, ma qualcuno, insomma, questo libro importante dove si assume un atteggiamento diverso, complessivo, nei confronti del rapporto tra chi insegna e chi apprende in una qualche maniera, chi è in attesa di avere stimoli e di avere provocazioni sia per la sua crescita fisica, sia per la sua crescita umana, psichica, sia per il suo rapporto con il luogo dove abita, perché queste sono le tre componenti,
il posto dove abita, il suo ambiente, la realizzazione di un progetto anche ambientale che è sempre stato presentissimo nella sensibilità del maestro Lodi. Gli adulti hanno il loro giornale, anzi ne hanno tanti, noi ne abbiamo tantissimi. Ogni mattina non si saprebbe cosa prendere per non vedere quello di ieri. Dicono che alla fine i giornali si assomigliano tutti, ma nei giornali degli adulti gli adulti mettono quello che gli comoda agli adulti. Le loro comunicazioni, le loro stimolazioni, le loro provocazioni. Ci sono articoli di pura cronaca dove si cerca più o meno verosimilmente di dire cosa è capitato, e ci sono articoli invece di opinionisti che dicono successivamente perché questa cosa è capitata, che cosa possiamo ricavare da quello che capita. Ma questo sembra che Lodi ci indichi come strada. È un progetto straordinario legato alla scrittura, al leggere, allo scrivere, di cui la scuola detiene le prime briglie evocative. Questo potrebbe essere, è assolutamente anche un progetto per i bambini. I bambini possono avere il loro giornale, che nel caso dei giornalini insieme era un foglio ciclostilato. La giornata di lavoro finiva con un foglio ciclostinato completo di disegno e scrittura, con cui si relazionava sul valore della giornata scolastica. Questa è una raccolta completa per una classe quinta. Successivamente, in tempi diversi della professionalità anche di Lodi, Lodi pensa di fare un giornale vero e proprio dei bambini, che possa avere degli abbonati, e io lo conosco attraverso questo, perché andando allora già da tempo a coltivare la mia relazione con Bruno Munari, mi rende, io non lo sapevo di questa impresa allora, mi rende edotto del fatto che il maestro Lodi, che io conoscevo solo dal Paese Sbagliato del 1970, pubblica un giornalino che si chiama, ed è forse sbagliato dire giornalino, si chiama A e B, Adulti e Bambini. Ho visto che nel libro è stata addirittura cambiata la dicitura, cose che insomma forse non fanno bene alle imprese sul piano critico. Adulti e bambini che vogliono diventare amici, che vogliono scambiarsi delle esperienze, vuol dire essere amici. Essere amici come prendersi delle responsabilità tra l'una e l'altra parte che convive un'esperienza comune. Questo giornale vive praticamente impaginato da Roberto Lanterio, che è un grafico di grandissimo pregio, che fa il logo del giornale, che è questo, e voi vedete, è una serie di fogli non tenuti insieme come sono i veri giornali anche degli adulti, con i fogli volanti, su carta riciclata per quegli anni, e produce senza pubblicità, senza cruciverba, senza barzellette, senza ricordi melensi, patteggiati con chissà chi, produce disegno, grafica e immagine dal linguaggio autentico del bambino, con un'idea di scrittura del bambino. Questo ci riguarda moltissimo. Io in quel tempo avevo un rapporto col Munari per via del suo libro Disegnare un albero, che io, insomma, con molto candore, anche forse per l'età, dicevo: ma sto libro, maestro Munari, non è didattico, cioè i suoi alberi sono disegnati stupendi, però come facciamo a portare questo libro a scuola, disegnare un albero? Ecco, non è un libro didattico, cioè non dice come. E subito Munari dice: ma insomma, quello che non c'è nel libro si può fare.
adesso tu pensaci, mi porti delle cose e dopo vediamo come combinare questa cosa. Le prime cose, velocemente, sono durate mesi e mesi, che gli porto, Munari, come io gliele lascio là, risulta del lavoro dei bambini, della mia didattica ricavata dal libro, Munari le mette in una busta e le manda a Lodi. Lodi fa questa copertina, alberi e bambini, e mostra come era nel suo interesse un linguaggio autentico che, diciamolo in maniera molto precisa ma sintetica, o doveva avere per Lodi, il linguaggio visivo del bambino, una grinta, un'espressività, un'autentica originalità del segno, dell'impianto, della forma, nel fare spontaneo del bambino solitario, che fa perché ci crede, che fa perché ha la mano, che fa perché ha trovato un pastello a cera, prima cosa, e seconda cosa, perché lo portiamo passo passo a sperimentare, aprendogli dei concetti di osservazione nuova, delle nuove precarietà, ecco, della visione precedente, ancora legata allo stereotipo, per legarsi alla natura in un modo più evoluto, più chiaro, più vincente, più legato anche all'età del bambino. Lodi ha trovato, questo era stato poi il primo invio, ha preso subito i contatti con me, dice: Pitarello, se lei ha qualche disegno, qualche cosa sotto questo profilo, guardi che il giornale riceve tantissime cose dalle scuole, dagli insegnanti, però di disegni autentici in cui il bambino parli della sua vita, della sua esperienza e non siano disegni patteggiati o col consumo o con gli stereotipi visivi della televisione o dei giocattolini del Jurassic Park, del Disney, di tutto quello che c'è, perché tutto inficia questa naturalità del comunicare e la compromette enormemente. Anche il bambino viene imbonito. Io ne ho incontrati molti di questi bambini, credono che sia quella poi, anche perché nel copiare un prodotto già fatto sentono dei complimenti dagli adulti, dei complimenti della mamma, della nonna, che magari è stata maestra. Sentono dei complimenti per cui sono, come dire, anche incentivati a seguire questa strada della copiatura o della ripetizione. La ripetizione porta poi a smettere, la copiatura poi porta invece a io non sono dotato, lo faranno gli altri perché io questa cosa l'ho fatta un po' di volte, non mi viene il seguito. Tutte e due le funzioni, se notate, terminano con la parola fine, nel senso che l'individuo chiude su un linguaggio. Noi abbiamo già un grande risultato se sui linguaggi della disciplina scolastica generale, complessiva, diciamo, i bambini non chiudessero, almeno potessero fare una scelta entro un'età in cui può essere autorevole dire coltivo queste tre cose piuttosto che questa. Allora cominciò questo rapporto. Lodi, come vedete, ho portato alcune copie del DIB dove Lodi ha puoi dire, impostato la comunicazione scritta e l'immagine anche di cose, vedete questo bambino di 5 anni che disegna questo ramoscello di rose rosse che cresceva lungo un muretto della scuola e che aveva copiato mettendolo nella direzione opposta perché aveva un foglio stretto e lungo, ma non lo ha messo in piedi, è nato proprio di traverso, per cui ha una sua storia, insomma, anche di visione per il bambino, e ha dedicato. Io allora in quel tempo avevo già cominciato a fare parecchi laboratori in giro, nelle scuole, eccetera, ho divulgato questa idea di EB. A Mario Lodi sono arrivate tante richieste di abbonamenti al giornalino, il giornalino arrivava ogni 15 giorni ed era un testo didattico per la scuola perché
quello che c'era scritto, i bambini lo potevano leggere senza nessuno scarto di comprensione. Era scritto da bambini che più o meno avevano la stessa età nell'arco dei 6, 10, 11 anni. Poi siamo arrivati a un'apertura per cui Lodi, anche attraverso di me, che sapeva, io ero alle medie, non ero alle elementari, avevamo allungato anche questa possibilità di scrittura anche successivamente in età preadolescenziale. Questo per dire quanto è importante riprendere questo gioco di comunicazione quotidiano, dove non si bamboleggia, come dire, una verità per un'altra. Lodi cosa ha attaccato più di tutto? Ha attaccato il modello. Ha attaccato un'idea di scuola dove una persona adulta si mette davanti ai bambini e dice: il mondo è fatto così, queste sono le sue leggi, su questo bisogna ubbidire, su questo bisogna fare. Ha attaccato questa asserzione, ecco, dove mancava l'invito alla partecipazione, perché la vera ubbidienza a una regola l'abbiamo quando la persona partecipa, non quando gliela chiediamo senza avere misurato il livello di partecipazione. La partecipazione è, come dire, quell'humus, quel terreno nobile dentro il quale poi possiamo impiantare tante altre vicende a livello educativo. Se l'insegnante avesse queste caratteristiche di non rappresentare un modello, di essere lui stesso, come ci dice Lodi forse tra le prime volte dopo il famosissimo Freinet, che anche il maestro impara dai bambini. Anche il maestro vive la vicenda della giornata. Quanti insegnanti nel lavoro mi hanno comunicato che cominciando l'attività poi i bambini hanno portato dei laboratori in campi inesplorati. Allora l'insegnante come modello raddrizza i bambini, li riporta dove deve essere, no così perché non era questo, senza avere quell'attenzione per dire cosa capita se andiamo fuori, se vediamo un'altra cosa, forse viene un altro laboratorio, forse il laboratorio è più lungo, più elastico, più creativo, più dinamico. E allora se l'adulto non si presenta come un modello, non dice fai così perché facendo così ti troverai bene, dice faccio anch'io in questa formulazione culturale, storica, geografica, scientifica, io mi comporterei in questo modo, voi come fareste? Se guardate un messaggio, io l'ho trovato straordinario anche per i genitori. Il genitore che dice fai così perché ti troverai bene, rispetto a una sua ricetta di come dovrebbero andare le cose. Quante attitudini e talenti sono stati tarpati da un'idea prescritta dall'adulto prima che l'individuo fosse conosciuto. E in verità non conosciamo l'individuo perché più di tutto ci piace che quell'individuo faccia la cosa che gli stiamo dicendo, che diventa una sopraffazione. Allora, dentro una scuola pedagogicamente corretta non ci deve essere sopraffazione, ci devono essere delle regole. Il mio maestro, che era un maestro fascista, diceva «Parmi puteis e tutti compagni». È proprio nella norma, ecco. Esattamente il contrario di quella che è la verità. Per noi i bambini sono tutti diversi. Quando noi partiamo in una classe prima e abbiamo i bambini di 6 anni, questi bambini di 6 anni hanno 6 anni di vita e 6 anni di esperienze della loro vita in cui hanno accumulato dentro tutto lo spazio che hanno a disposizione dei loro 6 anni e tutto ingombro di questa loro straordinaria esperienza. Noi possiamo partire dicendo adesso partiamo da zero, per cui andiamo alla lavagna e scriviamo la lettera A e diciamo A di ape. Se uno dice A di riccio,
questo qua avrà bisogno di un recupero più avanti, avrà un'altra storia processivamente. Ecco, questo aspetto di mettersi in contatto con chi comincia attraverso la storia personale ci dà questo aspetto nuovo rispetto al credere che i bambini siano tutti uguali e che i bambini sono in verità tutti diversi. Però c'è un'uguaglianza, se pensiamo, nei bambini. L'uguaglianza nei bambini dove sta? Di tutti i bambini, anche quelli dell'Etiopia, che adesso arrancano, quelli della Siria, quelli dell'Afghanistan, dove sta? Sta nel diritto. Noi siamo uguali nel diritto, il diritto-dovere, ma siamo tutti diversi nelle potenzialità e poi nell'esercizio, quando le potenzialità possono esprimersi. Questo avviene solo se non c'è una situazione autoritaria dell'apprendere, perché in verità, come qualcuno ha detto, ogni azione educativa è autoritaria nel fondo. Non osteggio questa considerazione. Forse c'è una verità in questo. Cioè vogliamo, come popolo educante, dire a dei bambini che sono apparsi da poco cosa è meglio che affrontino e come, eccetera, per mettersi in questo mondo che trovano in parte allestito, giusto? Trovano in parte già preparato. Devono essere attrezzati a questo. Come sono attrezzati a questo mondo già allestito? Qual è il modo per rendere meno autoritaria ogni azione educativa? È chiedere ai bambini di dire la verità. Io credo che tutta la sostanza sia questa. Non si può chiedere questo se l'adulto non l'ha chiesto a se stesso, se l'adulto non si è impegnato sulla sua ricerca personale di verità, che non è quel concetto di verità assoluta, di dogma, di fede, dobbiamo crederci anche se i sensi non sono presenti. È una verità della quale ci prendiamo responsabilità. Sappiamo che in base all'esperienza queste cose si fronteggiano in una certa maniera. Questo rispetto per la verità produce nei bambini, per esempio, un'educazione linguistica. Ne abbiamo parlato proprio pochissimi giorni fa in un altro intervento. Produce un'educazione linguistica che è straordinariamente viva e felice, perché la prima educazione linguistica legata alla verità nei bambini è legata al tattilismo. Tutti i bambini, io non ho trovato indicazioni su questo nei scritti di Mario Lodi, però mi sento di allungarli in questa presentazione. Sono sicuro che lui mi sente da qualche parte, se può. Il bambino che nasce e vuole toccare, perché vuole toccare? Vuole toccare perché tutto gli è nuovo. Cosa facciamo rispetto a una cosa che è nuova? Vogliamo andargli incontro, vogliamo abbracciarla, vogliamo toccarla, vogliamo stringerla. Se ci dà una sensazione piacevole, vogliamo anche portarcela a casa. L'orsacchiotto vogliamo portarcelo a letto, la copertina vogliamo portarcela a letto. Non ci portiamo a letto gli oggetti, ci portiamo a letto la sensazione. Allora questo bambino, se ha vicino un adulto, un autoritario, ma amico del bambino in questo caso, rispettoso della sua volontà curiosa, dice il nome della sensazione che sta provando. E parte un'educazione linguistica sui nomi, sul vocabolario, su quella che poi diventerà il grande codice della cultura scritta e orale, ma anche quella dell'ascolto, per esempio. Parte un progetto che è straordinario, perché vanno in memoria nel bambino parole legate ai fatti, e i fatti sono la verità. Per cui la verità si coltiva da quando il bambino è nato, non a 6 anni, da quando il bambino fa il nido, da quando il bambino fa tutti i 3 anni lunghissimi dell'infanzia, no? Qualcuno tempo fa, adesso mi pare hanno smesso, ma diceva, mamma mia, sta infanzia, facciamola 2 anni sta infanzia. Cosa fanno sti bambini in questa infanzia con queste filastrocche, con queste casette, con queste cose? Mettiamoli subito a 5 anni a scrivere.
mentre questo gioco di scoperta in questi adulti poco sensibili e oltraggiosi dell'identità dei bambini, non si capisce che il bambino ha anche del tempo da conquistare per conquistare questa verità, questa profonda verità. Allora, quando si parla di verità nella scrittura, come diceva Natalia Ginzburg, bisogna pensare anche alla sofferenza, bisogna pensare anche agli altri, bisogna pensare alla propria vita ed entrare, perché non esiste verità se tu non ti metti nei panni di qualcun altro. E dietro, appena discosto da questo progetto di scrivere la verità, che è partita scrivendo il nome vero delle cose che hai toccato, esiste anche il progetto, non secondario ma che può avvenire nel tempo, di partecipare a una verità attraverso una forma assolutamente di compressione sul problema di cui si sta scrivendo. Se non ci mettiamo nei panni di qualcuno che non ha tutte le nostre royalty di oggi, voglio dire, noi non capiamo niente. Ci sono in posti della terra dove ci sono bambini che oggi hanno 17-18 anni che non sono mai stati a scuola. Ci sono bambini in una scuola in Etiopia che vanno a scuola dalla mattina molto presto e fanno delle ore di viaggio a piedi e tornano nel pomeriggio e non hanno 2 volte al giorno da dargli da mangiare perché devono andare a casa già mangiati e non c'è questa sussistenza. Come facciamo a istruire, ecco, questa partecipazione? È proprio istruita questa partecipazione, la devi vedere, come dire, viva, vivace dentro di te questa partecipazione. Allora puoi scrivere di tutto, ti appartiene tutto, mentre di contro possiamo fare delle cose che sono il palliativo della verità, il palliativo della scrittura, il palliativo del fare libri, e però insomma facciamo comunque tutte queste cose, però non sono quelle cose. Ci vuole, come dire, anche una forza. È una brutta parola, ma voi mi intendete di sicuro. Ci vuole una forza quasi aggressiva per andare verso questa verità, perché questa verità delle volte ci è intollerabile da accettare. E Lodi, ne abbiamo discusso di recente anche con Elia, non si è tenuto niente dentro, ha denunciato sempre tutto in base alla sua verità. A partire dall'aula in cui lo dovevano mettere con i suoi bambini, alla collega che era là di fronte, che voi entrate a scuola la mattina e le sorridete, le domandate anche come sta, ma avete l'uncino di qualcuno che se potreste, chissà quale giustizia verrebbe fatta, e sapete che pur dentro allo stesso stabile noi facciamo delle scuole diversissime tra noi. Lodi ha fatto la sua dentro situazioni in cui la sua era completamente avulsa e negata, lontana, non riconosciuta, ed è stata la sua forza. Quando io per la prima volta gli ho parlato e gli ho detto: ma guarda che io con la mia preside sono riuscito a fare una scuola media con 5 pomeriggi, il sabato mattina. Dove devono andare i ragazzi il sabato mattina? Sentiamo. Perché le scuole il sabato devono essere chiuse? Sentiamo. Che mi venga detta una cosa che io possa comprendere perché. Dove è scritta questa cosa? E dove è scritto nel contratto di lavoro che noi dobbiamo avere un giorno libero? Dove è scritto che facciamo comunque un orario che non è l'orario degli operai, anche se il nostro impegno è di un altro tipo? A furia di scavare per togliere, va a finire che ci troviamo che la scuola diventa un mestierino. Lodi restò molto sorpreso. Ah, dice, le medie, con i pomeriggi. Che fate di pomeriggio? Lui era interessatissimo. E ho detto, e porto in giro il mio modello di orario, che altre scuole si mettono. A Vicenza, a Verona, dalla tale insegnante che ti manda i lavori per il giornalino, eccetera.
E si poteva fare allora. Si poteva fare perché c'erano delle condizioni che oggi sono, come dire, quasi impossibili anche solo da citare sul piano organizzativo. Eppure allora, a causa di questo, sono entrati anche in un'età di grande valenza espressiva come è la preadolescenza o la fine dell'infanzia, diciamo 10, 11 e poi gli ultimi 3 anni, sono entrate delle attività come la fotografia, il teatro, la musica, la pittura, la ceramica e via di seguito, sono diventate, come dire, delle prove che erano esattamente quelle prove che servivano agli allievi per capire a cosa erano dotati. Ai genitori direi: lo sapete a cosa sono dotati i vostri figli? Lo scrivereste su un foglio protocollo e mi lasciate il testo? Mio figlio Filippo, di anni 17 e mezzo, è dotato per... e mi fai un elenco, almeno 3 cose. 2 sai che sono sbagliate. Si può essere più operativi di così? Perché la grande difficoltà poi nell'esperienza esistenziale è di occupare un posto e di non sentirlo come proprio, di essere fuori dal proprio campo attitudinale per fare un lavoro che ci serve, se ci fosse peraltro, solo a campare, non a esprimersi, non a liberarsi. I veri lavori liberatori non prevedono il sabato e la domenica. Se ci viene si può fare anche la domenica mattina e dopo ci si riposa magari il lunedì 2 ore in più, creando delle situazioni in cui dobbiamo anche con i bambini essere sempre riforniti di ispirazione. I bambini oggi, dal mio punto di vista, non sono molto riforniti di questa ispirazione. Anche nei posti dove viene ammantata una certa verniciatura di creatività, che però è sulla pelle, sulla superficie, ma in verità non è dentro. Lodi ha pensato questo attraverso i giornali, attraverso i suoi libri, proprio per dare ai bambini un senso alto dell'esistenza, altissimo. E su questo vi citerei 3 cose che io ho di lui carissime, che sono state per me e per i miei allievi, ancora se li vedo oggi alcuni me li nominano, la mongolfiera, il mistero del cane e per ultimo il permesso. Lodi, come dire, ascoltando i bambini, ha scritto dei testi, non ho citato il CP che è il più famoso appositamente, dove ascoltando i bambini, che anche finito l'anno scolastico gli andavano a dire di questo CP cosa succedeva, poi lui realizzava il suo libro, diciamo. Non è un libro diretto dei bambini, è un libro indiretto. Però si sente che dietro c'è tutta una realtà di classe, di vita, di lavoro, di sviluppo, di osservazione, ecco, che non smette. A un certo momento questi libri hanno dimostrato la loro aderenza al cercare la verità nella realtà, per come si comportano gli animali. E sono libri tormentati, non sono libri felici. Sono libri dove felice o infelice non importa più tanto, perché quello che conta è che siamo insieme e che facciamo una cosa insieme. E se a qualcuno gli viene di fare la cacca, gli troviamo un posto che la possa fare, ci liberiamo di sto problema, lo abbiamo aiutato e andiamo avanti, finalmente. E risolviamo la cosa insieme. Nella classe, dove c'è la stufa, un foglio, con il calore della stufa, si mette a sventolare. Perché il foglio sventola, dice un bambino? Perché questo foglio sventola sopra la stufa? Oh, il maestro è lì con le antenne pronte, trova tutto e dice: ma l'aria quando è calda tende e dà tutte le indicazioni. Ci sono stati dei signori che ancora nell'Ottocento Mongolfier si chiamavano, Mongolfier, e i bambini arrivano e trovano
Allora perché non pensiamo di sfruttare questa cosa che parte da questa osservazione che prende poche righe nel libro ed è lo scopo di tutta quanta la vicenda. I bambini realizzano una mongolfiera per sogno con i loro genitori, partono in mongolfiera e fanno un viaggio. Vanno a Venezia, vanno in Sardegna, vanno dappertutto col loro maestro. Nel mistero del cane i bambini salvano un animale indipendentemente dalla coscienza adulta, rendendo loro partecipi della storia dell'animale che è malato, che ha avuto un incidente e che loro vogliono salvare. Solo più tardi si saprà questa cosa, perché la loro vicinanza al mondo di questa bestiola, che ha bisogno di tutto, li rende partecipi a un fatto di vita. Per non parlare poi del permesso, dove tutto il percorso è naturalistico, straordinario, molto anche feroce in alcuni episodi, e dove alla fine questi animaletti straordinari vengono salvati e messi dentro a una riserva. Ma il giorno in cui vengono messi nella riserva, al sicuro, no? Per chi li salva, in una riserva, il conte, il duca, il barone, il principe della riserva, dà un giorno ai suoi amici per la caccia. I bambini, i miei allievi, affrontavano queste cose forse come non si affronta oggi. Si parla molto più di fantasy nella letteratura per i bambini che non di vita. Questa è realtà ed è quella realtà che induce a scrivere la realtà veritiera. Che bisogno abbiamo di uscire da questa realtà quando la realtà è per certi versi da un lato più precaria ma anche più stupefacente di quello che al tavolino con un ipertesto del computer possiamo realizzare come fuoco d'artificio di lui, di noi, di quello, del mago, dello scambio delle parti, di tutto quello che c'è. Occupiamo del tempo in un periodo formativo, non è detto che poi non possa essere ripreso quello, ma occupiamo del tempo nell'interiorità di bambini e ragazzi, che è importantissimo occupare con questo senso molto meditato, non autoritario, non inficiato dall'adulto e dai genitori, dall'adulto della scuola e dai genitori, perché il bambino prenda coscienza di questa realtà e che questa realtà abbia il suo sviluppo attraverso i linguaggi che lui affronta. Allora può scrivere delle poesie. Mi ricordo una cosa che il maestro mi raccontò in una visita, nella prima visita che io ho fatto era appena andato in pensione e aveva preso questa cascina che poi nominò delle arti e del gioco. Prima lui abitava a Piadena, lungo una statale che non vi dico, insomma con i camion che sembrava che entrassero dentro all'abitazione. Prese questa cascina con varie pertinenze, vari spazi. Chi non l'ha vista, insomma, ci può andare in qualche occasione. Oggi è molto ben attrezzata per delle mostre, per dei convegni e via di seguito. E il maestro restò sorpreso, ecco, di sentire come da un discorso di perseguire la verità cambiava la scrittura dei bambini. Io non avevo bambini in quegli anni, però li avevano gli insegnanti che frequentavo nei laboratori. Io avevo dei miei allievi che venivano da una scuola, non dico autoritaria, ma una scuola comune, diciamo, di regime, col suo programmino, con i suoi quadernini. In quinta li preparavano già per le medie, per cui gli leggevano delle cose che dovevano essere lette molto più avanti, come anche qualche mio collega alle medie, in terza media, leggeva i Promessi Sposi per prepararli alle superiori. Ma quando è che sti Promessi Sposi li leggi nel momento giusto? E Lodi andò a un convegno dove si parlava della scrittura dei bambini,
venne anche a Padova in un importante convegno diretto da Guido Petter, dove si parlava della preadolescenza, e trovò che tutta la scrittura poteva essere giudicata, proprio, la parola è giusta, giudicata rispetto a questo valore di verità. Quando lui uscì e lesse nel convegno 2 o 3 poesie dei bambini, che sono anche qua nel libro insieme, qualcuno, di cui non vi cito il nome perché è un autore tra i preferiti della scuola, disse: ma noi così, insomma, storpiamo il concetto di livello della poesia. Se riteniamo che i bambini possono scrivere poesia, anche un bambino di 6 anni scrive poesia, cos'è allora la poesia? Capite quanto confusi si può essere come adulti, quanto lontani? Ed era una persona che poco tempo dopo trascrive in prosa il Giulietta Romeo da leggerlo alle elementari. Noi viviamo questo tipo di realtà. Queste realtà hanno un nome, voglio dire. Che senso ha trascrivere in prosa il Giulietta Romeo? Ti leggerai il Giulietta Romeo, lo vedrai a teatro, ne hanno fatto perfino un film tenendo il testo tale e quale, che è ambientato nei nostri giorni. Il testo è valido, ambientato nei nostri giorni. Che azione fa lo scrittore di trascrivere in prosa una cosa e di negare che un bambino scriva una cosa poetica? Allora Lodi difese ovviamente la sua scelta come ha potuto, ma successivamente comparvero 4 di questi volumetti dell'editrice Piccoli, che hanno avuto una grande fortuna. Spero che in qualche scuola, anche nelle vostre, cercate queste cose, perché sono delle cose importantissime. Lui parte nel fare questi volumetti di sensibilizzazione alla poesia dei bambini, parte domandandosi se ci sono delle costanti negli interessi dei bambini. Ci è servito tantissimo lavorare su queste costanti. Una costante è la fantasia, una costante è la natura, una costante è il bene e il male, tipo la pace e la guerra. Una costante sono i sentimenti. Cosa c'è di altro? Su questo si possono fare delle raccolte. Nella prima parte del libro ci sono le cose scritte dai bambini, nella seconda parte ci sono i grandi autori. Non si può leggere un Prévert a un bambino di 8 anni, un Montale a un bambino di 10. Per caso leggere quelle che chiamano in maniera sbrigativa filastrocche di Rodari, dove Rodari in fondo alla filastrocca mette sempre un ministro della guerra col culo per terra, non sono meno impegnative. Si può leggere un Garcia Lorca, i bambini possono leggere qualunque testo, ma possono scrivere anche il loro testo. Il problema qual è? È che noi non dobbiamo chiedere al bambino sempre caro mi fu. Sempre caro mi fu, lo fa quel tale, in quella situazione, in quella storia, in quel secolo, in quel momento e con quella siepe. Noi adesso facciamo un'altra cosa. In sostanza, caviamo con i bambini l'idea del livello e guardiamo il livello dell'espressività. Il bambino che dice la rugiada scompare al sole, che continuo a citare, è un bambino che fa un'osservazione potentissima sulla realtà e non ha ancora scritto una parola, non sa ancora scrivere il suo nome. La rugiada scompare al sole. Gli indiani d'America diventano famosi perché scrivono il cervo guarda il fiore. In tutte le antologie, ste 2 righette in una pagina vuota. Poi diventa famoso qualcuno che dice mi illumino d'immenso. Oh, però quanto ci ha pensato, diceva una mia allieva, sto qua se l'è cavata presto, eh? L'ha scritto di domenica, dice un suo compagno, perché dopo doveva andare a pranzo. Può essere, che ne sappiamo noi quando è stato scritto il mi illumino d'immenso.
Se noi invece abbiamo un'idea preconcetta di livello, sappiamo che il livello ci dice Leopardi, ci dice Montale, ci dice Caproni, ci dice Bertolt Brecht. Se noi invece creiamo un livello prima infanzia, perché 6-11 anni non è un livello giusto, bisogna almeno scorporare i primi 2 anni dagli ultimi 3, assolutamente. Gli ultimi 3 sono un pre-medie, le medie e l'infanzia all'inizio. E troviamo delle altre realtà. Questo modo di presentare la poesia in questo frangente, diciamo, ma con questa idea di cercare, no, cosa interessa ai bambini, quali sono le costanti di interesse, la fantasia. Cos'è sta fantasia? Come si cambia il mondo? Inventando qualunque cosa anche se la cosa non è reale. La cosa resta solo in testa. La mente è libera perché è libera di pensare a qualunque cosa, anche non realizzabile. Il tormento del bianco e nero, della guerra e della pace, del bene e del male, dei contrari, del vicino e lontano. Il grande sostegno dei sentimenti, dentro i quali ci sono anche dei sentimenti che dobbiamo criticare, che dobbiamo conoscere, no? Tra i sentimenti c'è anche l'odio, per esempio, ma c'è anche l'amore. La natura che ci dà con le sue immagini continuamente nuove, no? Cercando un albero alla finestra come vedeva Anna Frank nel suo Ipocastano e ha potuto vedere per 2 stagioni intere come questo albero, che è caduto poco tempo fa, ma che hanno reimpiantato per fortuna, vede in questa natura qualcosa come dire cambia lui, cambierò anch'io. La sottana in minigonna l'ha inventata Anna Frank, non l'ha inventata Mary Kent, l'ha inventata lei, perché lei in 2 anni che è stata là era cresciuta più di 10 centimetri e aveva i vestiti di allora e si vedeva, come dire, povera, ecco, in questa, anche perché veniva da una situazione in cui non era povera assolutamente, ma in cui giorno per giorno le cose cominciavano a mancare. Allora questa sensibilità, vedete, ci viene anche da lei, per dire, da queste letture che sono così forti, così forse qualcuno dice, no? Cosa state vedendo? Chiede una collega ai miei allievi. Abbiamo visto il film dell'Anna Frank. Oh, che storia triste, perché vi occupate di questa cosa così triste? Di cosa ci dobbiamo occupare? Oggi di cosa ci dobbiamo occupare? Che sembra che non abbiamo imparato niente ancora, no? E abbiamo dei libri di storia alti così. All'università si fa una storia moderna in un esame che ci vogliono 6 mesi a prepararlo e vanno via in 2/3 dopo il primo incontro d'inizio, ecco, quando si fanno le prime domande sul libro. Cosa abbiamo imparato? Allora, un conto sono i fatti, un conto è il ragionamento sui fatti. Siamo continuamente stressati di sapere se entriamo in una guerra che si chiama guerre in inglese, wars, mi pare si dica. Ecco, in cui proprio ora per ora ci viene indicato che cosa sta succedendo in tutte le parti dove c'è una situazione così drammatica. Io penso che un individuo responsabile non possa che essere allevato in una scuola, in una famiglia, dove non si escludono certo tutti i momenti piacevoli, calorosi, di sentimento, di pace, di amore, di carezze, di abbracci, ma nello stesso tempo si cerca di attivare questa azione veramente durissima per gli umani, durissima, difficilissima, di entrare, di mettersi al posto di qualcun altro che è in difficoltà. Non capiamo niente se noi non abbiamo persone che si mettono al posto delle persone in difficoltà. Prova ne sia che le persone che a livello sociale ci sono riuscite, quelle che ci sono riuscite, diventano un po' dei modelli a livello umano, giusto? Strada,
Teresa di Calcutta, insomma, non ne abbiamo tantissimi, la Maala, altri hanno addirittura preso il premio Nobel per la pace come il presidente dell'Etiopia, al quale poi è stato fatto l'invito a restituirlo, perché l'esame non era appropriato, ma intanto il presidente era morto. Il paese era preso da un dittatore, il dittatore si prende un esercito mercenario e tiene in scacco il paese. Queste cose i bambini le devono sapere, perché se no, se non sanno queste cose, che non le sanno neanche quelli di 18 anni, non abbiamo un mondo partecipe. Non abbiamo delle persone, che già è molto difficile farsi rappresentare oggi in un Parlamento, molto difficile, neanche se facessimo un referendum saremmo rappresentati sugli esiti del referendum. Ma è molto difficile, perché prima di tutto bisogna che ci sia un'autocoscienza in proprio di questo. Non possiamo fare diventare, Lodi l'ha spiegato, posizioni formali del fare o non fare queste cose, del dire oh quante carte, quanta burocrazia, quante cose, no? Eccetera. Io ho avuto la soddisfazione proprio prima di Natale di alcune persone che ho incontrato che mi avevano sentito prima di questa buriana che abbiamo vissuto questi 2 o 3 anni, che ho detto un insegnante non deve prendere incarichi dalla scuola. Voi non dovete prendere nessun incarico dalla scuola. Fuori dell'incarico di insegnare e di occupare il vostro tempo migliore, tutto, nell'attività con i vostri allievi. Nessun incarico. Ci sono insegnanti che hanno incarichi che su un'ora, 20 minuti sono sulla porta col telefono. Ditemi se sbaglio, se ne avete qualche conoscenza indiretta. Perché sono rappresentanti, io non rappresento nessuno, eccetto che l'insegnante mi dicevano, noi che abbiamo insistito molto su questa cosa che lei ha detto e ci siamo, come dire, ritirate da, non faccio la rappresentante del preside per il mio plesso, non faccio la rappresentante per questa cosa, eccetera, che la scuola si attivi con le sue risorse a creare delle figure, anche perché l'insegnante medio non ha poi una professionalità a monte di certi obiettivi, se no tutti fanno tutto. Dobbiamo occuparci di una cosa piccolissima, che è grande come un bambino appena nato che pesa 3 etti, che pesa 3,5 kg. Di questo dobbiamo occuparci. Lo Stato ci ha provato e ci è riuscito bene, perché poi dice, se ti prendi questo incarico, dopo non so in quale mese, in quale anno, in quale stagione pregressa della tua vita, ti troverai 100 euro in più. Oh, che grande dono! Ma che cosa meravigliosa, come mi sento realizzato! E poi sentiamo tutti i giorni, no, che la vita si migliora con la cultura. Sì o no? Siamo nel paese più bello della terra, siamo pieni di opere d'arte, e tutto è legato a questo. Ma sta cultura bisogna sostenerla anche facendo fare i maestri ai maestri, facendo testare le loro attitudini a fare i maestri. E questo ci viene da queste lezioni, perché ci possiamo arrivare attraverso la persona che ci ha creduto molto e ha avuto un risultato in questa cosa. Perché se non c'è il risultato, ricordiamolo, che non è un risultato fattibile nel senso concreto da 1 a 10, la scuola per fortuna non ha livelli di produttività, ha la prova Invalsi però, che vi secca parecchio, so. Ha la prova Invalsi. La prova Invalsi, in chi ha fatto bene il suo lavoro, non gli interessa per niente, perché sa che nel gruppo degli allievi che lui ha degli allievi, primo, che non sono tutti uguali, secondo, che sono partiti tutti da livelli diversi dell'esperienza scolastica. Io ho avuto un allievo eccezionale, dichiarato eccezionale dalla mamma, dalla maestra, eccetera,
È venuto con me, insomma, da 9-10, in quegli anni c'erano ancora i voti, va a 7, io non ho mai dato un 8 in tutta la mia carriera, va a 7 e poi va a 6, poi va anche a 5,5, poi sbaglia degli apostrofi che non faceva prima, si era adagiato probabilmente, io avevo taciuto, volevo che toccasse il fondo. Un altro allievo, mandato come un reietto, una scorza, un avanzo dalla scuola precedente, 4, 4,5, insomma, doveva anche ripetere perché immaturo, inabile, non ascolta, eccetera. Insomma, nell'arco di un discreto periodo, mi raccomando, scriveva il cognome, che tanto ve lo posso dire, ha una doppia Crivellaro, con una L sola, in prima media. Lui da 4 è andato a 6,5, 7. Chi è che aveva capito di più di quella scuola? Quello che da 10, voglio dire, dalla sua cognizione va a 7 e poi a 6, o quello che da 4 va a 6,5? Che strade diverse hanno fatto loro due, io mi chiedevo allora dentro. Lui, questo ultimo, che mi diceva sempre, tenendomi la mano, mi diceva: lo faccio per te. Lo faccio per te perché io volevo che riuscisse sta cosa, lo faccio per te, mi diceva. E l'altro che invece un po' alla volta si ritraeva a dire: ma com'è possibile? Ma guarda, c'ho qua, carta canta, la penna è rossa e qua scrivo. Ecco. Noi dobbiamo capire cosa vuol dire partire da livelli diversi. Una casa dove trovi una parete di libri, però degli adulti che ti dicono: leggi, che non leggi mai, imbecille. Smettila con queste cose, prenditi un libro. Ma si educa alla lettura in questo modo? Ma sì, io non ho mai visto mio padre prendere un libro in mano e ci sono sti libri tutti da spolverare. Oppure uno a scuola gli viene citato un libro, gli pare una cosa e risulta una cosa straordinaria vedere che cerca questo libro, se può lo prende in prestito in biblioteca, se può addirittura se lo compra. Sono state imprese bellissime, voglio dire, che hanno reso quegli anni veramente anche festosi nel desiderio di vincere questi limiti, perché la nostra scuola resta una scuola, anche quella degli altri paesi, eminentemente orientativa. Se noi caviamo l'orientamento dalla scuola, caviamo l'individuo in progressione, gli caviamo il futuro, gli cambiamo com'è, come dovrà essere prossimamente, le responsabilità che deve prendersi. Oggi forse una forma di felicità diversa dell'individuo è proprio legata, io credo, al valore di responsabilità. La responsabilità che abbiamo sulle piccole o medie cose che facciamo, giornaliere cose che facciamo, che magari non sono in nessun giornale, che nessuno cita, eccetera, ma che noi facciamo con qualità. È una forma di responsabilità nella quale partecipiamo all'esistenza nostra e anche di persone che possiamo aiutare, ma possiamo aiutare anche. Quanti episodi invece vanno contro questo anche dentro la scuola, dove ci sono episodi di violenza, episodi di ragazzi che non sono, come dire, trattenuti dalla loro espressività aggressiva, che devono scaricarla su qualcuno non sapendo bene neanche come si sentiranno dopo, se pentiti o migliori o peggiori o chissà che. Munari mi diceva che, non so questo se venisse da Piaget, io non l'ho trovato, ma lui mi diceva che l'aggressività e la creatività sono, come dire, due contrari interfacciali. A mano che la scuola abolisce il processo di tipo creativo, cioè di cercare continuamente cose nuove tra le cose che si conoscono, che è la tua parte di allievo, sei tu la parte nuova, noi ti diciamo quelle che devi conoscere, non quelli che devi fare tu, allora
l'aggressività aumenta, perché crea un senso di inesistenza all'interno, un senso, come dire, di non partecipazione al fatto vitale. Curando la creatività come forma di partecipazione, prima di tutto partecipiamo sì alla fantasia, ma partecipiamo ai sentimenti, partecipiamo alle storie degli altri, partecipiamo adesso a questa transizione sulla natura, che io non capisco bene come possa avvenire, insomma. Se trivellando nuovi pozzi per cavare un po' di gas in più e far scendere il prezzo di quello che paghiamo. C'è una realtà, ecco, che va indubbiamente guardata e che ci viene come messaggio molto forte. Ecco, io non ho trovato mai, ma se qualcuno lo trova mi farà piacere che me lo comunichi, quando Mario Lodi si imbarca nella pubblicazione di questi libretti che si chiameranno tutti insieme la biblioteca di lavoro. Lui ha pensato questi libretti per l'insegnante o potevano arrivare anche ai bambini. Anche questo non è così chiaro nella biblioteca di lavoro. Però è chiaro che lui mette certi argomenti dentro alla biblioteca di lavoro che sono degli argomenti di vitale importanza per la vita dei bambini. Per esempio la pubblicità, facendo fare degli esami ai prodotti di quegli anni, dicendo le caratteristiche del prodotto, collegandole al prezzo, collegandole all'incidenza del messaggio, a quante volte lo si vede in televisione in una sera, in 5 sere, in 10 sere e via di seguito. Poi ha messo dei soliti libretti illustrati, però su delle tematiche che per quegli anni erano molto avanti, come quelle ambientali, per esempio, compresi anche dei libretti senza parole, che erano dei libretti soltanto da guardare, ecco, da vedere, ecco, con questo aspetto. In quegli stessi anni, che siamo all'inizio degli anni 70, Munari fa la collana Tanti bambini di Einaudi, che resta forse la collana più importante mai prodotta nel nostro paese a livello di editoria specifica per bambini dai 6 ai 10-12 anni. Munari in quella collana ha dei punti di contatto che mi piacerebbe, se qualcuno ha studiato insomma bene questa cosa o se è stata ben vista, ecco, dal punto di vista storico in questa vicenda, conoscere e sapere meglio. Perché? Perché ad esempio i libri partono tutti in copertina. La stessa carta della copertina è anche la carta del libro. I libri non hanno rilegatura, sono rilegati col punto metallico, per cui abbattendo tutti i costi i libri costano pochissimo. Il motivo sia della biblioteca di lavoro, credo, perché poi il risultato è stato che aumentando le decine di fascicoli, di libri, l'editore Manzuoli ha dovuto creare una scatola e metterli dentro tutti insieme e cercare di venderli in blocco, per averli in classe anche come biblioteca di gruppo, diciamo. La stessa cosa farà Einaudi per la biblioteca Tanti bambini dei bambini, ecco, di Munari. Tanti bambini che costavano all'inizio 250 lire per 16 facciate e aumentava un po' se le facciate poi aumentavano, alla fine hanno dovuto essere inscatolati e venduti a gruppi. Sono arrivati a una 70 di proposte. Certo è una proposta diversificata, quella di Lodi è, come dire, pedagogica sull'individuo, molto secca, molto pregnante, come è nel suo stile, voglio dire, nel senso che i bambini siano edotti perfettamente nel posto dove sono capitati, che problemi ci sono. Alla fine, no, questi bambini nel giornalino si domandano perché producendo delle bamboline che costano 1.000 lire all'una, per dire, adesso non mi ricordo i particolari,
alla fine con la richiesta l'imprenditore diventa sempre più ricco, gli operai invece restano sempre col loro stipendio secco, quello che è stato dichiarato. Oggi c'è un esame diverso sotto questa imprenditorialità, ma allora erano all'avanguardia ricerche di questo tipo, creavano coscienza sia a livello ecologico, sia a livello lavorativo, sia a livello anche interiore, caratteriale per l'individuo, per decidere anche da che parte stare, che cosa sostenere, per capire anche i propri adulti che lavorano. C'era tutta questa vicenda fortissima dentro questi piccoli fascicoli che così si turnavano, voglio dire, nella realtà di sviluppo e di lavoro. Munari invece ha un'esperienza diversa, se ne trovate qualcuno, guardateli con molta attenzione, proprio come oggi si guarda un manifesto del regno dell'Ottocento, guardiamoli proprio perché Munari diceva i libri con le streghe, con i maghi, con le principesse, con i carri, ci sono già. Facciamo ai bambini di oggi dei libri che parlino di cucina, di scale mobili, di automobili, di motociclette, però con un punto di vista sempre, come dire, stai ad osservarla questa cosa. Le motociclette nel libro, ma sono da colorare. Le carrozzerie delle macchine sono da colorare. E i piedistalli, e sopra metti il monumento che ci vorresti mettere fuori di casa tua nei giardini. Cioè, alla fine si creava sempre la partecipazione e poi ogni volta il disegnatore diverso, l'illustratore diverso, il testo compeso sempre diverso, da una riga a niente, a pochissime righe, a quasi tutta la pagina piena, e ogni volta il bambino si doveva presentare in libreria, non in edicola, e avere un libro nuovo. Ci sono, ecco, queste realtà in cui la scuola per quegli anni, fino al 75-76, ha creato veramente anche dal punto di vista dei materiali iconografici e i materiali librari delle imprese importantissime, che io in parte ho continuato con i libri in foglio, che sono ancora enormemente più poveri di questo, perché possono addirittura essere riprodotti con la fotocopiatrice, ma hanno un rapporto, come dire, di progettazione molto soddisfacente, molto forte per chi li fa, insomma. Chi li fa in proprio e poi li deve istruire per entrare nella collana, vede quanti passaggi e quanto lavoro c'è da fare. Ecco, questo è un po' il ricordo, le poche cose che insomma sono riuscito in questo tempo a dirvi del maestro. A suo tempo avevo scritto questa cosa che mi presenta anche in questo secondo momento in cui vi parlo un po' di questo gruppo che adesso ancora non si è formato ma che si formerà, io lo spero veramente. Ti scrivo e scriverò. Ogni azione dell'insegnare a scrivere, dal segno, la riga, l'impugnatura, la capo, non può essere legata al vero scopo che prevede di sopportare tanta nuova fatica. Lo scopo vero è quello di poter scrivere il proprio io fisico e poi quello pensante e poi ancora quello che sta, vive, gioca, discute con gli altri, pochi o tanti. Il primo diario, il diario che non è l'agenda, contiene la storia più bella e importante, quella di chi scrive. È la storia delle sue idee, pensieri intimi e profondi ed è anche una storia di verità, perché fin dal primo diario chi scrive, scrive la verità. Ma cos'è la verità? Ce n'è una o tante verità? Come si scopre questa verità? C'è chi trova la verità parlando con qualcuno, o leggendo, ma anche saltando o cucinando, perché la verità è ovunque, perché noi siamo ovunque e la verità coincide col nostro impegno e con ciò in cui crediamo.
e crediamo sempre meglio in ciò che è bello, ciò che sappiamo fare bene e sempre meglio. Il primo diario testimonia questa volontà di ricerca in noi stessi, in quel che facciamo nello sforzo tecnico e in quello di esprimere. Forse voi penserete che parlare di diario, poiché ci rivolgiamo dai 6, giusto Elia, dai 6 agli 11 anni, ecco, e anche se c'è qualcuno di scuola media ancora meglio. Ecco, così abbiamo un arco veramente di tutto l'obbligo. Ci sono, benissimo. Allora, lo scrivere la verità, come insomma ne abbiamo parlato prima, è per forza legato al diario. Io vi faccio l'esempio, scusate se mi ripeto, su un libro famoso perché so che lo conosciamo tutti a menadito, che è il diario di Anna Franca. Il diario di Anna Franca, che oggi per fortuna abbiamo intero, finalmente, dopo tanto tempo, l'abbiamo intero, è per gran parte delle facciate, sono quasi 400, è un diario di cronaca. Anna ci induce tutti i giorni a partecipare a quello che succede descrivendoci con minuzia tutti i particolari, chi c'è, cosa parla, cosa dice, le baruffe, il cibo, cosa manca, dove si va, come si dorme, chi arriva, chi aspettano i libri dalla biblioteca, insomma tutte queste cose. Questo non fa il diario. Anna Frank fa il diario e si chiama diario perché? Perché ogni volta che è possibile che lei si sente chiamata dal cosa succede, ci dice cosa pensa di quello che sta succedendo. Ci dice per lei com'è, per esempio, guardate, lo facciamo tutti, anche noi in maniera, spero, simpatica, ma spesso, anche quando ci esprimiamo sul carattere di una persona. Sul carattere di una persona noi abbiamo dei segnali, ma stiamo dicendo cosa pare a noi che sia quella persona. E abbiamo qui tutti i caratteri in base a queste sensazioni che abbiamo. Lei è bravissima nel individuare la caratteristica personale di ognuno. Nelle primissime facciate, come a dichiararsi, per me questa è la dichiarazione più alta di diario che farei in ogni classe coi bambini, anche coi più piccoli. Lei fa un elenco dei compagni con nome e cognome, che nel diario sono stati ovviamente dal babbo cambiati. Allora, quando è uscito, le persone erano in parte, non si sapeva se ancora fossero vive. Lei fa un esame, frequentava una scuola montessoriana, fa un esame di tutti i suoi compagni declinandone il carattere come dominante. Poteva essere bravo a scuola o meno, ma non viene fuori come importanza da questa cosa. Lei ti dice se sa ascoltare, se è piacevole il suono della voce, se anche qualcuno, se gli piaceva di averlo intorno, di poterci parlare, eccetera, dando un quadro di iniziale volontà di conoscere le persone. La persona che parte da un episodio di cronaca e mette punto, sì, noi abbiamo saputo di questo fatto che è capitato, però chi sta scrivendo ci può dire da che parte sta rispetto al fatto. Ci può dire che cosa pensa di questa cosa che è capitata. Questa io la chiamo seconda scrittura. La scrittura diaristica è una seconda scrittura. La scuola fa, la scuola delle competenze, per essere chiari in una parola che vi ha offuscato nelle ultime stagioni, la scuola delle competenze fa benissimo, non sempre, insomma, però nella media si occupa della prima scrittura, cioè quella del codice, che ha 3 livelli, quello ortografico, quello sintattico e quello successivo alla scuola dell'obbligo di stile per chi va avanti nella scrittura. C'è nel primo livello anche un po' di ricchezza di vocabolario, c'è molto significato essenziale a livello ortografico, ci sono molte espansioni a livello sintattico, con tutte le espansioni secondarie, le temporali, le causali, le finali e via di seguito.
C'è poi quel valore di stile che è il mettere insieme, ecco, certe cose del primo e del secondo livello che fanno dire questo è un testo del tale rispetto a quell'altro, cioè quel modo che ognuno di noi, creativo, originale, che scrive, lo scrive nella propria maniera. Questo non è un livello che noi, come dire, puntiamo di raggiungere nella scuola di base, ma i primi due sì, quella è la prima scrittura. Roland Barthes diceva, il codice è fascista. Ah, certo. Per saper scrivere bisogna saper scrivere. Per cui bisogna avere un parco regole grammaticali, un parco regole sintattiche in età successiva e mettere a scrivere dei testi di qualunque tipo. La scuola ha creato degli argomenti su questi testi, ha creato anche lo scrivere su niente, o scrivere su delle cose perché hai letto delle cose e le riscrivi a tuo modo malamente, che erano già state scritte benissimo prima. Poi ha creato anche la furbizia, perché invece di scriverle malamente me le copio direttamente da quelli che ha scritto bene e te le presento come mie. Allora l'insegnante scopre, non scopre, ecco, ci ricorderemo tutto che qualcuno ha mandato perfino una poesia di Ungaretti, voglio dire, come testo suo a suo tempo. Vabbè, insomma, però su questi due noi abbiamo un valore importantissimo. Adesso vi invito a pensare a livello temporale. Se un bambino comincia il suo percorso e noi per Natale, diciamo nell'invernata della prima primaria, può scrivere un significato essenziale entro Natale, tipo il cane mangia l'osso, può scrivere una cosa essenziale, può leggere una righetta anche un po' cantilenando, andando piano, veloce com'è, eccetera. Molti bambini che poi arrivano in prima sono anche in parte, malamente, alfabetizzati su alcuni passaggi, cosa di cui la maestra non dovrebbe assolutamente essere d'accordo. Però questo è stato fatto dalla scuola precedente perché si sa che anche se l'adulto con la lettoscrittura non c'è niente a che spartire, ecco, gli è motivo di valore che il bambino legga e scriva quanto più per tempo lo possa fare. Ma è un valore formale questo, che lo faccia formalmente. Noi cosa facciamo? Facciamo fare un salto in un laboratorio di scrittura. Diciamo, in qualunque momento in cui hai, anche in prima, pochissime armi per scrivere un pensiero evoluto, noi ti aiutiamo anche dall'oralità, per esempio, e mettiamo per iscritto un tuo pensiero. Tu scrivi il tuo pensiero, che può essere corretto soltanto a livello formale, ma non nell'originalità dell'idea. Quando dopo il bambino si è un po' evoluto nella scrittura, scrive in proprio, sempre se gli presentiamo però questo valore in cui assieme anche fare il riassunto, la sintesi, è una scrittura importantissima. È una delle richieste sulle quali, per esempio, le prove invalsi vanno a catafascio dappertutto, voglio dire. Nel senso che chiedendo la sintesi in tot righe di un brano di 12-14 righe, a 14 anni, in terza media, non risponde quasi nessuno alla prova. Come mai sta cosa, voglio dire? Siamo andati a scuola 8 anni. E io sto dicendo che c'è una scrittura della forma legata al codice, ortografia, sintassi, stile, e una scrittura nella quale tu col codice che hai lo rendi utile a te stesso. Sono due passaggi diversi. Il riassunto dove sta? Sta nella prima scrittura, non nella seconda. Nella prima scrittura bisogna fare tanti riassunti, bisogna sapere chi è il protagonista, come è andato a finire, in che tempo siamo, di che colore erano i calzini di quello che è caduto, dove sono andate a finire le scarpe, bisogna sapere tutte queste cose. Allora funziona, hai letto la cosa scritta e puoi fare la tua sintesi. Questa sintesi cosa ne facciamo? Non la mettiamo esposta in un museo. La mettiamo che tu leggendo un testo che un domani sarà un articolo del sindacato,
un articolo sul giornale, un articolo di un incidente che è avvenuto vicino a casa tua, tu capisci perfettamente chi era, dov'era, com'era e perché. Noi chiediamo un'altra cosa, chiediamo che con la discussione, con la conversazione, cogliendo spunto dalla vicenda che è la classe, un gruppo di individui che lavorano insieme, che si baruffano, che si confrontano, che si guardano, che si annusano, eccetera, noi creiamo il motivo per avere dei contenuti da scrivere. Allora noi siamo arrivati a una cosa di questo tipo, ditemi se si vede bene. Vi faccio un esempio, vale solo come esempio. Se io qua in mezzo a questo sole scrivo scuola e faccio una discussione con i miei allievi, dite voi di che età pensate ai vostri, quali componenti possiamo individuare nel titolo scuola? Possiamo individuare una componente allievi, bambini, ragazzi, una componente insegnanti, una componente genitori e anche una componente di adulti in generale, che possono essere adulti, gli operatori della scuola, persone che vengono da fuori per fare un'impresa e via di seguito. Non è finita qua. Dite voi da che parte. Se io metto genitori e scuola e faccio due frecce, cosa chiederebbero alla scuola i genitori? Su che cosa verte l'interesse dei genitori rispetto alla scuola, visto che loro portano i loro figli a scuola? Per esempio, ai genitori interessano molto i compiti, soprattutto per non farli loro. Poi interessa in questo momento, mettiamolo questo momento, che è un momento importantissimo di cui deve restare per forza traccia, educazione sanitaria, perché ne avranno sentite, come voi, di vario tipo, no? Che si sono succedute in questa cosa. Agli insegnanti invece cosa può interessare del progetto scuola per gli allievi, per i genitori? Può interessare, per esempio, la competenza. La competenza è il programma. Sapete, la competenza è leggere, scrivere e far di conto, giusto? Pensate che novità hanno dato a questa cosa. L'avranno indovinata come competenza per il fatto che proprio le tre abilità non esistono. I giudizi, per esempio. Guardate che ci sono decine di frecce che si possono mettere per gli allievi, per esempio, l'incontro, per gli adulti in generale, il servizio, le proposte, per gli allievi l'interrogazione e anche per loro la valutazione. Mettiamo che fosse finito, se io fossi in classe l'avrei alla lavagna davanti a tutti questi, sentendo già le loro voci. Cosa farei? Direi che riassumiamo le cose che abbiamo, facciamo dei pezzettini di carta abbastanza piccoli, un quarto di foglio protocollo, che così è già a righe, e per esempio nel gruppo, nella sezione genitori per compiti ed educazione sanitaria, qui io metto sempre un K per dire Covid, chi è che vuole scrivere o ha qualcosa da comunicare di suo? Allora qua 5 allievi scrivono dei compiti, 2 allievi scrivono dell'altro titolo. Gli diamo
un foglietto ciascuno. Chi è che tra gli allievi vuole parlare dell'interrogazione o della valutazione o dell'incontro tra allievi stessi e via di seguito? Questo non di seguito per ore, ma a momenti di 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti dopo si è fatto il progetto. Tutti dovrebbero avere questo progetto davanti agli occhi. Si possono avere anche più progetti diversi, no? Per esempio la natura, come dicevamo prima, le costanti sui sentimenti, eccetera. Quanto potremmo ricavare? Allora, alla fine raccogliamo in un quadernino, incollandoli, la scuola, genitori, capitolo primo. Quanti foglietti abbiamo? 4. 1, 2, 3, 4 e li incolliamo come sono. Scrivere senza mai andare dietro. L'insegnante si trova un libro fatto, a mano che va avanti. Gli serve solo leggerlo, vedere un po' com'è, ha anche lui, l'insegnante, una sensazione molto precisa, perché in questo caso si scrive per scrivere un'identità che ci appartiene, non per fare un esercizio di grammatica o un riassunto. Per cui qua, veramente in questa scrittura, si vede a che livello siamo arrivati nella scrittura. Solo che, vedete, l'insegnante è presente solo per stimolare il progetto. Abbiamo fatto un progetto sul bullismo, per esempio, interessantissimo. Ecco, abbiamo fatto un progetto che viene anche dalle letture di Rodari, legato alle cose, all'anniversario che ha avuto Rodari l'anno scorso. Interessantissimo anche questo, perché Rodari, assieme a tutto il filostraccario che ha scritto, ma ha scritto delle cose che sono pregnanti per la pedagogia di conoscenza del bambino. Rodari scrive: bambini, chiedete e fate le cose difficili. A chi le stiamo chiedendo oggi questo? Chi ha il coraggio di chiedere questo? Facciamo le cose difficili. Quelle che vengono come niente fosse, facciamo di meno a farle, che è tempo perso. Non stiamo a dare la vernice a un foglio di carta che serve per scrivere. Scriviamoci sopra qualcosa di immortale invece. E allora con questa modalità che viene chiamata il sole con i raggi, c'è un libro in foglio completo su questo progetto, ci sono 2 progetti completi, per chi già lo possiede, so che questo libro lo conoscete. Mi viene sempre di girare verso di loro, invece è così, è dritto così. Qui ci sono 2 progetti interessantissimi, non so se c'è il tempo, ma qualcosa vi volevo leggere. Anche perché rispetto a questa scrittura, questo progetto col sole che viene fatto per la scuola, che è un problema ciclopico immenso, si può fare anche come fa questo ragazzino di 11 anni che mi invia poi il libro, è tutto scritto. Il titolo del libro è Mio fratello rompe. Si sa che i fratelli hanno questo ruolo, insomma, e scrive facciata per facciata in un libro, in un foglio protocollo piegato in 4, viene fuori un quaderno in 16esimi, 16 facciate. L'ultima facciata dice: mio fratello a volte mi fa dei dispetti molto crudeli e io piangendo vado da mio padre e gli dico che non ce la faccio più a sopportarlo. Nel primo diario che ha la presentazione del maestro Lodi, che io ho pubblicato con Einaudi, questo diario finisce, mi piace ricordarvelo, con una poesia personale di Samantha, scritta parola per parola a capo: io personalmente delle volte vorrei uccidere mia sorella. Chi l'ha scritto non lo può fare. Lodi ha mandato nei libri in foglio negli anni 90 un bellissimo libretto che vi consiglio, col quale lui ha inventato, ma è un'invenzione sempre così realistica, direi così corretta sul piano naturalistico, quando dice bocche con denti aguzzi, artigli per uccidere,
becchi taglienti, rostri, pungiglioni, denti avvelenati, punture anestetiche, reti per catturare. Così furono create le prime armi che invasero la terra. Era stata inventata la guerra. La guerra per Lodi era la nostra bocca. Siccome che avremo da mangiare. Ma un'altra cosa che vi consiglio, se già non avete... a un certo momento Lodi viene in contatto con la scuola di Don Milani in finale. Lasciandosi dall'incontro tra Lodi e Don Milani, Lodi pensa di chiedere a Don Milani e ai ragazzi soprattutto di rispondere per loro che cos'è la scrittura per loro, in quella che poi è stata individuata nel suo titolo, l'arte dello scrivere. Eccola qua, dove c'è un'indicazione, non è questa che io vi ho adesso dato, non trovate questa che la trovate invece nei progetti di scrittura, ma è una lettura entusiasmante perché pochissimo tempo dopo, in circa, se non sbaglio, dovessero stati 9-10 mesi, che è stato scritto Lettere a una professoressa. E loro spiegavano, con sti bigliettini, dopo aver discusso, come il priore raccoglieva questi bigliettini, metteva in ordine, tagliavano tutte le parole ripetute, tutte le ripetizioni, anche con questa grande attenzione. Siamo bravissimi a scrivere se siamo brevi, e qui siamo fortunati, perché le scritture di bambini e ragazzi non possono che essere brevi. Non sono adatte queste scritture interiori molto sentite ad essere organizzate, infacciate e facciate. Se succedesse, bisognerebbe individuarle come problematiche in chi le fa, perché sono lanciate invece proprio come punto di vista. Accogliamo un punto di vista di verità di quel bambino, di quel ragazzo, come hanno fatto tanti. A 7 anni questa bambina dice: io ero un po' preoccupata, però la mamma mi accompagnò in mezzo ad altri bambini, questi cantavano tutti e certi ballavano. Poi mi sono tranquillizzata, perché ho visto i miei amici, alcuni dell'asilo, però non ero contenta. Adesso invece ci ho ripensato, mi piace un po', mi piace molto, però quando scrivo mi viene molto caldo. A cui fa risposta: questo mi viene molto caldo, è lì il diario, è lì, non può scriverlo nessuno questo, nessuno può scrivere che scrivendo gli viene caldo. La Anna invece ha 12 anni, non vedo l'ora di cambiare perché troverei stupido restare come sono. Io amo cambiare tutto ciò che mi sta attorno e quindi trovo giusto cominciare con me stessa. Quando avrò terminato il mio sviluppo, della Anna dei 13 anni e poi dei 14, non rimarrà un solo capello, ma solo il ricordo. Forse voglio cancellare il mio passato che non mi è piaciuto, forse voglio vedere se il mio destino cambia cominciando col cambiare me stessa. Che ne dite? Ma ho anche paura di cambiare. Ho paura, sì, perché temo che aumentino problemi e responsabilità. E questo brano che ci ha fatto molto ragionare, sul quale sono stati scritti altri libri da altri colleghi in giro, andiamo indietro negli anni, nel tempo, abbiamo fatto un libro col sole, coi raggi, mettendo al centro la parola vocabolario. Noi siamo in 23, 2 parole a testa, lo potremmo fare anche noi se avessimo il tempo adesso qua. Voi dalle 64.000 parole del vocabolario di oggi mi dite 2 parole che sono le vostre 2 parole che volete salvare. Mettiamo queste 2 parole che loro hanno salvato e questo salva, Alessandro, salva Sasso. Io penso che tutti abbiamo riflettuto molto su quei ragazzi che hanno buttato un masso dal cavalcavia dell'autostrada e hanno ucciso all'incanto una donna,
Che motivo avevano di farlo? Ci ho pensato. Ho pensato subito che la colpa non fosse tutta dei ragazzi, o solo loro. Ho pensato che i loro genitori potevano essere troppo buoni o troppo severi. Se i genitori sono troppo buoni, come i miei, si espongono ai desideri dei figli solo per esaudirli. Se sono duri, sono loro che fanno diventare grandi certi desideri dei ragazzi, proprio perché non sono mai esauditi. Tra l'aver desiderato molto e l'essere sempre esauditi, per me può stare la spinta a fare un gesto come questo. C'è speranza. Non so se avete qualcosa da chiedere. Io sono qua. Luca, chiedi se c'è qualcosa dal pubblico, voi che siete presenti, dite qualcosa, se no andiamo a vedere se qualcuno la chiede. Allora, finché cercano, vi dico un'altra cosa. Un genere di scrittura a cui dagli 8-9 anni in poi mi è sembrato molto azzeccato come riuscita dei ragazzi sono gli aforismi. Sono quelle frasi brevi che a volte nascono così nell'aria come da niente e che non significano, il loro significato non sta nelle parole che sono state scritte. Qualcuno che legge può intuire qualcos'altro subito. Le cose che mi piacciono di meno sono la mia fortuna. Mi stanno antipatiche le persone che vogliono comandare. Vorremmo tanto dimostrare di essere grandi, invece siamo piccoli e ci facciamo ancora accarezzare dalla mamma. La domanda è già una risposta. La peggiore moda copre i problemi. Accettiamo i nostri cambiamenti per non sentirci diversi dagli altri. Quando è una persona importante ad avere bisogno, tutti corrono. Si può morire in un bacio, ma è il modo più bello di morire. Io non riesco a capire perché i genitori, quando baruffano tra di loro, baruffano subito dopo anche coi figli. Se non trovo in me, cerco negli altri. Ci dovremmo impegnare quando non potremmo più farlo. Se perdoni i tuoi nemici, allora perdona anche i tuoi amici. Aspettiamo il nostro futuro, ma mi pare che lui arrivi da solo. Anche i nemici sono amici tra loro. E via di seguito per un libro intero. Sono titoli di temi nuovi. Si potrebbero anche usare così, proprio da mettere qui al centro. Qualcuno, non tutti, ma qualcuno pregnante si potrebbe usare. Da qui non ci sono domande. Da qui non ci sono domande. Però se tu vuoi specificare bene cosa chiediamo a loro in questo momento, Sì. adesso Allora, noi quello che chiediamo è intanto che attraverso la Scuola del Fare si faccia un'anagrafe di chi volesse anche un solo progetto, quello che decide insomma di mandare, di creare una scrittura coerente con questa presentazione che vi ho fatto. Io sono sicuro che non vi ho detto una cosa nuova. Molti di voi e voi, non so chi è collegato, ma insomma anche chi è in presenza, un punto di vista simile a questo insomma c'è già. Facciamo parlare i bambini perché vogliamo sentire il loro punto di vista. Li facciamo scrivere anche questo punto di vista perché si scopre che cos'è scrivere quando il punto di vista resta per i tuoi genitori, lo leggiamo a voce alta, diventa un libro. Ecco, chiediamo questo,
indipendentemente che siano 10 cartelle, un libretto, eccetera. Ci sono le indicazioni per presentarlo, non è una richiesta impegnativa che tolga chissà quanto tempo. Nel tempo, se chi fa il lavoro e partecipa a questo gruppo, diciamo, ha bisogno di qualche specifica, o si mette in contatto con la Scuola del Fare, o attraverso la Scuola del Fare, il mio numero è dappertutto, mi potete chiamare e partecipiamo un po' insieme, vi posso dare un'indicazione di una cosa da leggere, di una piccola poesia, insomma, qualunque cosa possa essere fatta per aiutare. Noi, cominciando adesso, non possiamo pensare di valorizzare in onore del maestro Lodi un quadernino di scritture di bambini e ragazzi entro maggio-giugno. Lo possiamo fare in autunno. Lo possiamo fare in autunno, così noi abbiamo anche l'estate in mezzo, che ci dà il tempo di guardare il tutto. Voi inviate tutto o portate alla Scuola del Fare con i vostri dati, con la Scuola del Fare terrà tutto l'organigramma della cosa, e poi andiamo verso una stesura di quello che cerchiamo di raccogliere, ecco, insieme. Possiamo fare anche un incontro, Roberto? Possiamo fare un coordinamento. Esatto, un coordinamento che diciamo sì. c'è da aggiungere qualcosa. Con quel gruppo, sì. Con il gruppo che con il gruppo. parteciperà. Sì. Ci sarà anche una bibliografia che manderò prossimamente, sì. Però adesso insomma abbiamo lanciato una proposta. Sì. E questo è importante. Sì. Ecco, mi meraviglia che questo adesso è stato ridotto un libricino da niente, ma bisogna leggerlo con la lente. I ragazzini lo leggono tranquillamente questo qua. Questo viene richiesto continuamente, continuamente, per dire. Il titolo? Il tempo segreto. Ed è il diario di ragazzi di 14 anni, scritto però nei 2 anni precedenti. Quando è stato pubblicato ne avevano 14. Viene letto come se fosse scritto ieri, per dire perché? Perché parla di cose che nel diario, per esempio se io facessi il progetto con il diario, guardate quanto è semplice. Diario. Io. Noi. Voi. Qui andranno i titoli che riguardano me che scrivo, il ragazzo, la mia crescita fisica, il mio rapporto con la scuola, con i compagni, l'amore, il sesso, insomma tutto quello che c'è. Noi, il gruppo invece, i compagni, la realtà di sviluppo che non sono solo i compagni di classe, perché c'è chi fa lo sport, chi ha già vinto delle gare, chi va alla partita col babbo, eccetera. Voi, gli adulti. Ecco, questo libretto è organizzato così e si legge tranquillamente in classe, solo che, come mi indicava bene Guido Petter, quando noi scriviamo può essere letto molto bene, se la scrittura è autentica del ragazzo, anche dai 3-4 anni prima. Per cui dai 9-10 anni, Petter diceva, fate cominciare la preadolescenza in 4ª elementare. Oggi ci siamo in mezzo, allora aveva un carattere quasi, ma so che chi li conosce bene, i ragazzi, lo sa, insomma, lo sa molto bene, ecco, anche perché le tensioni emotive a cui sono sottoposti, a parte quelle sanitarie, sono state dalla loro nascita diverse da quelle delle generazioni precedenti, anche diverse da questi ragazzi, però queste scritture affondano su qualcosa di comune che è l'essere che vive, che cresce, che cambia, che vede gli altri, che ha delle caratteristiche. Quando scappiamo è per non far sapere che cosa abbiamo nel nostro cuore, la paura, l'egoismo, ma soprattutto l'invidia. Il rispetto bisogna portarlo alle persone che lo meritano, che lo insegnano con l'esempio. Voglio portare rispetto a chi mi rispetta.
Non trovo giusta la legge della sopportazione. Chiunque sia la persona che mi sta davanti, le dico chiaramente in faccia quel che penso. Non mi tengo tutto dentro. Mi sembrano poche le persone oggi che meritano il mio rispetto. Mi costa molto dire che voglio bene a qualcuno. Mi costa molto ammettere che ho sbagliato con una persona che ha stima e fiducia in me. Quando tratto male o litigo con una persona, allora mi accorgo quanto mi sta a cuore e le voglio bene. Questo bene mi è difficile da dire, specie a un ragazzo, perché temo sempre il peggio. Sono solo degli esempi, insomma. Ecco, non c'è nessuna riga di cronaca qui dentro. Non si racconta nulla, si dice solo quello che si pensa. Cristina Piero Pan scrive a bocca aperta nell'ascoltare il maestro Pittarello, per il suo modo intelligente, coinvolgente, profondo, ironico, pieno di sapere. Grazie anche per aver parlato della verità e della realtà. Grazie. Grazie. Non ci sono domande. La riunione è tolta. Grazie per le riflessioni e gli spunti offerti, il tempo è volato, meraviglioso incontro. Maestra Maria Antonella. Oh cari, che gentili. Distribuisca.